L'idea è sempre sbagliata, tu lo sai meglio di me, no? Nel senso che come si fa, si sbaglia. Certo. Gas, preridotto, decarbonizzazione nave cassiera, AIA e accordo di programma. Girando fra i banconi del mercato Fadini ci si rende conto che sull'Ilva i tarantini sono ancora divisi. C'è chi è fermo sulle sue convinzioni. Spero che possa chiudere al più presto, per il benessere di tutti i cittadini. Questo è il mio pensiero. Se potesse parlare lei col ministro, che cosa gli direbbe? Gli direi di vivere un po' qua, qualche mese qua e vedere la situazione. Chi vorrebbe una fabbrica che rispetti salute e ambiente? Non sono molto aggiornata, ma sarei contentissima se si potesse riconvertire. Io penso che bisogna cogliere l'occasione e che bisogna chiedere la chiusura dell'area a caldo. Questa è l'occasione che non si può perdere, perché la città ha pagato un prezzo troppo alto per troppi anni e non possiamo permetterci più di andare avanti in questa situazione. Eppure sono ancora in tanti quelli che non sanno cosa pensare e che sono in dubbio tra lavoro e salute. Lo sappiamo, guarda, io non le so rispondere. Il sindaco ha trovato una gatta da pelare, perché non è colpa del sindaco, perché anche quelli di prima. Mi dispiace, purtroppo siamo in una situazione un po' critica. Da mangiare parecchie famiglie, migliaia di persone. Se la chiudono è meglio, però se non la chiudono, immagini parecchie famiglie, cercati. Mi ha dato pane per tanti anni, mi dà la pensione, se era ridimensionata ed era giusto è giusto che debba esistere, nulla di più, perché è una fonte di reddito, soltanto che l'hanno, come si può dire, portata ai minimi termini, l'hanno depredata su tutti i punti di vista, i soldi non li hanno mai messi per fare cose buone, ottimali per l'inquinamento, per la sicurezza, tutte queste cose sono state a danno di questa azienda che piano piano è scemata, è stata scempiata ed è stata depredata dai vari governi che non ne hanno fatto altro che una vacca grande, una grossa vacca da mungere il latte quotidianamente. Molti degli intervistati non vogliono esprimersi, rifiutano l'intervista perché dicono, pur avendo un parere, hanno familiari o amici stretti che lavorano nello stabilimento e hanno paura che ci restino male. Pochi sono davvero informati su quello che accade in questi giorni al Ministero delle Imprese e Made in Italy, stanchi, ormai svogliati, nel seguire una fiction che non finisce mai. Anche se diciamo no, e loro decidono che deve stare aperto, rimane aperto. Noi non siamo niente, noi siamo solo pedine, diciamo, pedine visibili e invisibili agli occhi loro. Loro comandano, noi non comandiamo niente.